Chi è qua? Grazie alla signora al piano di sopra. Si vota domenica, mi raccomando signora, grazie. Le voti sono sicuri. Partiamo già da qualcosa. Poi dicono, Salvini va al mare e torna a casa abbronzato. Torna a casa abbronzato, sì. Però va bene perché è la provincia, è il territorio, è quello che la sinistra ritiene la sua periferia che mi dà più emozione, mi dà più forza. Abano era e può essere una capitale mondiale del turismo. Emanuele Sindaco significa molto semplicemente che prima vengono gli italiani e poi viene il resto del mondo, e qua ci arriva gente che paga, non che viene pagata per essere in giro ad Abano a non fare un accidente dalla mattina alla sera, che dovrebbe essere la normalità. Mentre invece passeggiando ieri per un'altra capitale come Jesolo ho visto sul lungomare una colonia estiva bellissima e non ci credevo, 2 piani, stupenda, con la spiaggia, con gli ombrelloni, con le sdraio, con i campi sportivi, con i giochi per bambini, proprio sul mare. Io ho detto, ma chi sono qua i bambini, gli anziani del paese? No, ci sono 120 immigrati che anche stamattina si sono alzati con l'enorme dubbio: cosa faccio oggi? Prendo il sole, gioco a calcetto o vado alle slot machine? Tanto ci sono gli italiani che pagano il conto. Non è normale? Non è normale a Jesolo, non è normale ad Abano, e quindi in bocca al lupo. Mi fanno quasi tenerezza coloro che vengono in giro per le città a chiedere voti per quel partito democratico che in 3 anni ne ha fatti sbarcare più di 600.000, che ha approvato leggi incredibili come la legge Fornero, che chiede voti un tizio che a Roma è rappresentato da Renzi e dalla Boschi. Ecco, ve li mando ad Abano se non scegliete Renzi e la Boschi, magari in compagnia di Librandi. In bocca al lupo. Ci sono 3 giorni non per promettere ma per parlare, per ascoltare. La differenza, Emanuele e la Lega, le devo fare però il giorno dopo il voto, perché io sono sicuro che gli altri che perderanno il giorno dopo il voto spariscono, cambiano il numero di cellulare, cambiano l'indirizzo mail, chiudono la sede elettorale, cambiano taglio di capelli e si dimenticano quello che hanno detto fino al giorno prima. Noi le elezioni le vinciamo il giorno dopo essere stati eletti in comune. Io chiedo l'impegno almeno un giorno alla settimana. La scrivania del sindaco non è in ufficio ma in piazza ad Abano, al mercato, in mezzo alla strada, in mezzo ai negozi, perché questa è la differenza nostra rispetto agli altri. In bocca al lupo, viva Abano, e molto di tornarci da turista che paga, però con il sindaco giusto e l'amministrazione giusta. In bocca al lupo e viva la Lega!